Sbarbatori napoletani, come qua sto ancora con i panni fatti con quello, come potete vedere, sono ancora con i panni da lavorare addosso, ancora non mi risciugliato. Cosa devo fare stasera? Piccolo spacchettamento. La scimmia è sempre in agguato. Ecco qua, mi è arrivato un bel pacchetto che andrò ad aprire ora davanti a voi e vediamo cosa esce per domani, se esce qualcosa che posso usare domani, perché sono sempre punti interrogativi. Un piccolo pacchetto da AliExpress che vado ad aprire, vediamo se esce qualcosa di divertente. Non voglio tanto insistere di lama perché ecco qua, scatolina, bustina contro bustina, scatolina, eccola qua, eccola qua, Yaki. Vediamo se e se. Vediamo soprattutto se posso usarla domani, perché il bello sicuramente no, sicuramente no, sicuramente non posso usarla domani. Perché questi gran figli di una mignotta hanno mandato il rasoio ma senza le lame. Quindi io col cazzo che domani posso farmi la barba con questo, perché, perché non ci sono le lame. E quindi dovrò aspettare, volevo portarvi in video questo rasoio, ma mi tocca, che devo dire, fatto anche benino, fatto anche bene, belle rifiniture, porta sotto il suo nome, ecco qui, bello fatto bene, però col cazzo che posso usarlo perché a me questa sembra una coglionata, soprattutto che sono lame che... Vedi, poi dicono che uno bestemmia, sono lame che sono particolari e quindi non è che le trovo ovunque, che le trovi ovunque, eccole qua. Nemmeno una cazzo di lametta per dire ah, provo il rasoio. E questa cosa niente, guarda, cioè, mi fai la confezione col cartoncino, tanto bello, tanto tutto, e curato, nome, questo, quell'altro, però non mi metti una cazzo di lama dentro. Allora, voglio dire io, cari signori della Yaki, o come cazzo si dice, vi applicate a fare tutte queste cose carucce e via dicendo, poi dopo... Ciao papà, Daniele, ciao. Poi dopo non mettete una cazzo di lama su questo rasoio, ma ditemi, allora, questo non è un rasoio che io posso prendere una qualsiasi lama e la metto dentro. Il cliente cosa può dirvi? Poi un'altra cosa che non ho capito, anzi l'ho capita perché l'hanno fatto per non, come vedete, la parte da abitare è a mezzaluna e l'hanno fatto probabilmente per non andare ad interferire poi con, sicuramente l'hanno fatto per non andare ad interferire con la base di supporto della lama. Oddio, bel rasoietto, ma me l'aspettavo fatto più in maniera... Però, grande pecca, sappiate che non vi esce la lama. Cioè, cazzo, voglio dire, metti qualche euro in più, cazzo, metticela una lama, no? Metticela una lama. Se no, come cazzo me la faccio la barba io con questo coso? Mi fa tanto veramente arrabbiare questa cosa, mi fa tanto veramente arrabbiare. Cioè, sarebbe base, sarebbe il minimo aggiungere una lametta vicino. Non dico un pacchetto, va bene? Non dico un pacchetto, ma una lametta, una. Andate a fanculo. Eh? Cioè, questo cosa mi fa fare? Mi fa pensare che la prossima volta che devo comprare qualcosa, devo acquistare qualcosa di questo marchio, ci penserò qualche volta in più perché non è modo di... Che dire? Va bene, ragazzi. Tu guai, ciao. C'ho senza occhiali, non leggo niente. E comunque,
Niente ragazzi, la diretta finisce qui, volevo fare solo questo piccolo spacchettamento al volo. Devo ringraziare Stefano, che poi Stefano nemmeno a lui sono uscite le lamette, e lui mandò una contestazione per questo e non so se gliele hanno mandate o meno, ma manderò che arrivi un rasoio senza nemmeno una lametta, una, non chiedo tanto, una lametta. Sarebbe stato il minimo sindacale. Guagliù, ci vediamo domani perché ora vado a buttarmi in doccia e tutto e niente, ho perso domani, quindi vedrete un video, niente, salvo che per miracolo non riesco a trovare a Oriago una lametta, domani vedrete un video con un qualsiasi rasoio, già ho idea di cosa fare, già so che non vi piace, non vi piace questa cosa, quindi niente, sono rimasto un po' deluso di questa cosa, devo dire la verità, mi ha un po' deluso questa cosa, mi aspettavo di poterlo usare, l'aspettavo con tanto. E va bene, pazienza. Vai giù, Sciorim, sarà buono. Qui. Anche a me è capitato lo stesso, nonostante l'M66, anche perché nonostante l'annuncio fosse scritto che ci fossero. Ok, ma comunque inoltrerò una contestazione perché sinceramente ora guardo bene l'annuncio, guardo bene il tutto e poi niente, inoltrerò una contestazione perché cioè, veramente farò del culo sto fatto. Cazzo, una lametta, non dico tanto, una lametta, una. Cioè, le mettono sui rasoi di 2 euro, di 3 euro, le lamette, cioè sono andato a comprare un rasoio in un negozio cinese, un rasoio da 2,50 euro, e 50, mi è uscita la lametta vicino. È vero che uno può dire sì, ma queste qua, le Artist Club costano di più, d'accordo, ma stai vendendo il rasoio, cioè vuoi dare almeno al cliente la possibilità di poter provare il rasoio? La lametta di prova si mette, la lametta di cortesia va messa, cioè sono le basi queste. Madonna mia, vabbè, niente, vado a tuffarmi. Ciao, voglio, alla prossima, a domani.